Non la vede la presentazione? Io ho No, condiviso lo schermo. forse lo dobbiamo fare noi. No, no. Ecco. Adesso sì. Ok. Adesso? Sì, Ah, sì. Ricordo. Sì, magari ricordo ai colleghi che avete una trentina di minuti a disposizione. sì, parlerò io circa 10 e poi il mio collega di più. Ok, va bene. Si vede bene adesso, sì? Sì, sì. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto ho l'obbligo di ringraziare la direzione scientifica di questa sezione e di tutto questo prestigioso congresso per averci concesso l'onore di presentare il nostro piccolo contributo al tentativo di rivitalizzare la lingua sarda e di ravvivarne l'uso. La nostra ricerca è volta infatti a verificare se la strada che abbiamo intrapreso con la nostra proposta di standardizzazione del sardo sia quella giusta. La presentazione è divisa in due parti. Parlerò prima io, come coordinatore del Collegio Scientifico di Accademia dei Susardu, per presentare brevemente l'associazione e il suo lavoro. Poi cederò la parola al dottor Andrea Picciau, membro del direttivo e responsabile del settore informatico, che illustrerà i risultati della ricerca. L'Accademia del Susardu è un'associazione culturale registrata di promozione sociale fondata nel 2009 da allievi del compianto professor Edoardo Blasco Ferrer, insigne docente della cattedra di linguistica sarda e italiana dell'Università di Cagliari, autore di una mole immensa di lavori sulla lingua sarda ed editor dell'ultimo manuale di linguistica sarda uscito qualche anno fa. Il suo lavoro già dai primi anni 90 è stato sempre orientato verso la necessità di tener conto delle due macrovarietà della lingua per qualsiasi proposta di standardizzazione che aspirasse a ottenere l'accettazione dei parlanti. Oreste Pili, il compianto primo presidente, politico e attivista per il bilinguismo, seguendo l'invito del professore, fondò quindi questa associazione di volontari composta da linguisti, esperti e studiosi, operatori culturali e insegnanti, attivisti per l'applicazione del bilinguismo. Il faro che ha sempre guidato tutta l'opera dell'Accademia è stato quindi quello del massimo rigore scientifico sulle orme del lavoro e i consigli del professore. La standardizzazione del sardo. Come la scienza appunto ci ha mostrato, sappiamo che il sardo è composto da due macrovarietà storico-letterarie e diatopiche, come vediamo in questa carta. Essa è stata creata utilizzando le tre isoglosse fondamentali che le differenziano. Il mantenimento delle velari latine davanti alle vocali palatali al nord contro la loro palatalizzazione al sud, il mantenimento delle vocali medie finali al nord contro la loro chiusura al sud, il mantenimento dell'articolo determinativo plurale differenziato per genere al nord contro la sua neutralizzazione in forma unica al sud. Nella parte centro-settentrionale dell'isola, esclusa la fascia più settentrionale dove si parlano due varietà linguisticamente non sarde dette sardo-corse, il gallurese e il sassarese, è presente la varietà logudorese-nuorese, parlata da poco meno della metà dei parlanti. Nella parte meridionale è parlata la varietà campidanese, da poco più della metà dei parlanti, che comprende anche la capitale Cagliari. Nella stretta fascia centrale si parla una varietà di transizione detta limba de mesania, in piccolissimi centri urbani pressappoco rurali, molto differenziata, che mescola in modo vario le caratteristiche delle due macrovarietà. Anche il fatto che esista quindi un continuum dialettale non cancella la realtà delle due varietà. Nello studio di linguistica computazionale di Bolognesi del 2007, che vediamo esemplificato in questo grafico, di cui parlerà anche il mio collega fra poco, sono state calcolate le distanze fonetiche utilizzando 200 a caso fra un'ottantina di dialetti sardi che sono stati plottati come punti in un grafico di scalatura multidimensionale, dove le distanze reciproche fra i punti rappresentano le distanze fonetiche fra i singoli dialetti. È facile vedere la corrispondenza della distribuzione dei punti con la carta. In basso i dialetti campidanesi, molto ravvicinati fra loro, che indicano una grande omogeneità di questa varietà. In alto invece i dialetti logudoresi-nuoresi,
più sparsi e distanziati, indicano la maggiore variabilità interna di questa varietà. A metà strada i dialetti di transizione che si situano in modo vario tra l'una e l'altra varietà, però molto sparsi fra di loro e quindi non omogenei. Qui sulla destra è indicato anche il punto dove cade la LSC, cosiddetta lingua sarda comuna, una norma artificiale non parlata da nessuno che la Regione Sarda propose nel 2006 come standard sperimentale per i documenti in uscita, che, come è facile capire, fu immediatamente rifiutata da tutta la comunità parlante campidanese in quanto rappresentativa solo dei dialetti logudoresi. La risposta che Accademia del Susardo ha cercato di dare a questo tentativo fallimentare, seguendo le indicazioni di Blasco Ferrer, partita dall'analisi della lingua dei cantadores, poeti improvvisatori che si sfidano sul palco in gare poetiche nelle piazze della Sardegna, i quali in modo naturale hanno creato in circa 2 secoli 2 coinee linguistiche, una per ognuna delle 2 macrovarietà, i cantadores logudoresi al nord e i cantadoris campidanesi al sud. Queste varietà sono conosciute e apprezzate dalla gente, che le considera di prestigio rispetto ai dialetti locali. In questo libro, Susardo Standard, edito nel 2019, è contenuta la proposta di Accademia del Susardo di standardizzazione con le 2 norme. Ci si è sforzati di farle coincidere con 2 varietà realmente parlate, niente quindi di creato a tavolino. La norma campidanese, già presentata ed ufficializzata nel 2009, con l'adozione da parte dell'allora provincia di Cagliari, che ora si chiama Città Metropolitana di Cagliari, è la lingua dei cantadoris campidanesi, o anche cosiddetto campidanesu civili, cioè quello parlato dalle classi alte della capitale Cagliari e da tutta la buona borghesia del Campidano. Per la norma logudorese-nuorese si è dovuto invece mitigare poche caratteristiche fonetiche della lingua dei cantadores, che coincidono con le parlate occidentali che sono più innovative, in direzione di forme più etimologiche e che hanno dato vita ad una norma più centrale, coincidente con le parlate del Goceano, che mediano bene anche verso le parlate più conservative orientali del nuorese. Qui si vede come le 2 norme sono al centro delle 2 macrovarietà. L'idea dell'applicazione delle 2 norme nel progetto Lemos è nata quasi automaticamente per dare supporto agli utilizzatori del sardo, fornendo una bussola per potersi orientare fra la grande variabilità dialettale e lo standard. L'acronimo, nato quasi per scherzo, ad indicare che si voleva strizzare la lingua come un limone per estrarne tutta la sua ricchezza lessicale, è poi rimasto nel progetto che è partito grazie al finanziamento della Fondazione di Sardegna e che sta andando avanti. Esso vuole documentare tutta la lingua nella sua variazione, dando un aiuto a chiunque, conoscendo solo la propria variante della lingua, voglia accostarsi ad una norma di scrittura condivisa. L'esempio della pagina per la parola italiana grifone a avvoltoio è illuminante. Sono state censite ben 43 forme, dal latino vulturius, influenzato anche da Guttur e da Venter. È facile capire come sia impossibile per un parlante medio pescare a caso fra tutte queste forme per trovare quelle più rappresentative. Il Lemons fornisce la pagina standard, quindi con le 2 norme, in verde il campidanese, in rosso il logudorese, e l'elenco delle forme non standard. E poi per ognuna di queste varianti non standard fornisce una pagina che dà subito il rimando alla forma standard della rispettiva macrovarietà. Qui per esempio un truju è una forma campidanese che troviamo fra le forme non standard e ha la pagina che la rinvia al suo standard campidanese ben puro. Il Lemos raccoglierà quindi tutte le varianti formali, grafiche e fonetiche di tutte le parole sarde in un dizionario online in ambiente wiki, sardu.wiki. È stato allestito un software che va a cercare tutte le forme delle parole sarde dai 2 più grandi dizionari disponibili online, il Puddu monolingue,
che però non dà indicazioni geolinguistiche, limitandosi ad elencare le forme con definizioni ed esempi d'uso. E il Rubato, che è bilingue, sardo-italiano, e aggiunge per ogni forma la sua attribuzione ad una macrovarietà. Le forme automaticamente raccolte sono analizzate e verificate dai nostri operatori in modo che poi il software possa generare tutte le pagine degli standard e delle forme non standard. E dai dati preliminari ottenuti con questo strumento nasce la ricerca che il mio collega Andrea Picciau illustrerà ora e a cui cedo ora la parola. Grazie mille. Adesso devi interrompere lo schermo. sì, ecco. Okay. Ecco qua. Potete vedere la presentazione? Sì. Sì. Ok, bene. Quindi la seconda parte della presentazione, diciamo, avrà un contenuto un po' più tecnico, nel senso che andremo a vedere un po' di metodi matematici e statistici, però non c'è nulla di preoccuparsi, il linguaggio sarà molto accessibile, anzi, vi voglio proprio dimostrare che è possibile utilizzare questi concetti e questi metodi anche in generale. Infatti forniremo degli strumenti informatici liberamente accessibili, gratuitamente accessibili a tutta la comunità scientifica, a chi fosse interessato. Allora, innanzitutto andiamo a vedere i concetti generali, cioè che cosa sono questi grafi e perché stiamo facendo questo lavoro. Prima di tutto, però, bisogna fare una sorta, vorrei fare un passo indietro, ecco. In questa diapositiva vediamo due diagrammi. A sinistra c'è il diagramma che ha già presentato Stefano, a destra abbiamo un diagramma che ha esattamente lo stesso numero di punti, quindi di cerchietti azzurri, che sono però uniformemente distribuiti, cioè non hanno alcun tipo di struttura. In questa presentazione utilizzerò il termine pattern. Quindi non c'è alcun tipo di pattern qui, non possiamo fare alcun tipo di considerazione. Ecco, invece quello che noi vogliamo fare è individuare, andare a vedere quali sono i pattern all'interno del diagramma, ad esempio di sinistra, all'interno della lingua sarda in generale, e vogliamo sfruttarli per avvantaggiarci nel processo di rivitalizzazione. Infatti, se guardiamo il diagramma a sinistra, facciamo un'analisi statistica, è possibile dimostrare che è costituito da due cluster, cioè due raggruppamenti di punti che si sovrappongono tra loro, quindi noi abbiamo l'interpretazione, come ha mostrato prima Stefano, di corrispondenza con le due macrovarietà, con la parte della cosiddetta mesania, della zona di transizione, che corrisponde a una sovrapposizione tra queste due forme. Ecco, Stefano ha parlato in dettaglio di questo diagramma delle macrovarietà del sardo. Noi vogliamo osservare questi elementi e sfruttarli per avvantaggiarci. Quindi discuterò proprio di questo in termini insomma, matematici. Ma che cosa si intende, prima di tutto, per questi metodi matematici? Allora, un grafo è semplicemente un'entità matematica costituita da nodi e archi. Cioè i nodi sono dei cerchiolini, gli archi sono delle linee tra questi nodi. Nel nostro caso, per costruire un grafo abbiamo necessità di due elementi fondamentali. Un insieme di regole di trascrizione, cioè una maniera di poter scrivere delle varianti su delle stringhe al calcolatore, quindi ad esempio Bolognesi ha utilizzato l'IPA, in questa ricerca utilizzeremo delle regole ortografiche, lo vedremo più avanti, e in secondo luogo un modo di misurare le distanze. Ora, il software che noi offriamo liberamente possiede già alcune, diciamo, programmate al suo interno, alcuni modi particolari di misurare le distanze. Ci sono anche degli altri elementi che sono opzionali, cioè un insieme di categorie a cui associare le diverse varianti, e se si vuole anche selezionare una variante di riferimento all'interno di ciascuna categoria. Ecco, facendo questo vediamo che possiamo disegnare un grafo in cui ciascun nodo corrisponde a una variante e un arco, cioè la linea tra i due nodi, corrisponde a una distanza tra queste varianti. Quindi, utilizzando questo formalismo, il nostro software permette di rappresentare degli insiemi di varianti
utilizzando questa teoria dei grafi. In questa diapositiva a sinistra vedete un esempio di diagramma, di grafo, rappresentato con questo nostro programma, tutto fatto ovviamente automaticamente. In questo caso ne parlerò più in dettaglio tra un secondo, però vedete che ci sono diverse varianti della lingua sarda. Questo è proprio Benturgiu, Benturzu, che ha mostrato prima Stefano. Vediamo che ci sono delle varianti che hanno un colore verde, corrispondono a campidanese, rosso corrisponde al logudorese. Vediamo che ci sono delle sorte di raggruppamento, una sorta di raggruppamento dei dati. Ecco, e sulla base di questo è possibile effettuare delle considerazioni. Questo a destra invece vedete il link per se volete utilizzare questo software. Io vi invito a magari pensare come può essere utilizzato in altri ambiti questo software. Ad esempio, le categorie non rappresentano necessariamente macrovarietà, ma possono rappresentare periodi storici in cui le varianti sono state attestate, oppure ad esempio singoli dialetti. Non è necessario che siano 2, possono essere 10. Insomma, cioè la libertà di utilizzare questa metodologia nella vostra ricerca. Ora, andiamo a vedere come abbiamo utilizzato questo formalismo nel caso del sardo. Ora, prima di tutto, come ho detto, nel nostro caso abbiamo guardato non la distanza fonetica, come ha fatto Bolognesi in precedenza, ma abbiamo utilizzato le distanze grafiche, cioè partendo da una trascrizione delle varianti che utilizza delle regole ortografiche, insomma, che sono ormai diffuse all'interno degli utilizzatori della lingua sarda, abbiamo misurato la cosiddetta distanza di Levenstein. A sinistra ne ho un esempio, quindi tra Benturgiu e Benturzu la distanza grafica risulta di 2, perché per ottenere Benturzu da Benturgiu dobbiamo cambiare con la G in una Z e rimuovere la I. E quindi questa è la cosiddetta distanza di Levenstein. Perché abbiamo utilizzato questa distanza? Perché stiamo cercando di rappresentare la difficoltà o la semplicità che può avere un utilizzatore della lingua nel trascrivere la variante utilizzata nel proprio dialetto e nell'utilizzare un'altra variante. Quindi, ad esempio, stiamo cercando di misurare di vedere come un parlante che normalmente utilizzerebbe la forma entrugiu nel grafico qua a destra, che è una versione zoomata del grafico precedente, possa essere più o meno semplice utilizzare Benturgiu quando vuole scrivere utilizzando una forma standard che possa essere più ampiamente comprensibile. Inoltre notiamo anche che all'interno del diagramma ci sono delle varianti come Uturgiu, che sono rappresentate in azzurro e che sono riconducibili a entrambe le macrovarietà. Cioè, vuol dire che o sono attestate in entrambe le macrovarietà o sono attestate nella zona di cosiddetta mesania, dove fornire una categorizzazione rigida tra le due macrovarietà non è possibile, quindi non stiamo forzando l'associazione a nessuna delle macrovarietà. Ora, abbiamo utilizzato questa tecnica per rappresentare diversi insiemi di varianti all'interno del nostro Lemons, del nostro Atlante digitale della lingua sarda, e vediamo che c'è una sorta di tendenza a prima vista. Quindi le varianti corrispondenti a ciascuna macrovarietà tendono ad essere raggruppate. Vediamo in questa rappresentazione che ho fatto anche un po', ecco, forse un po' grossolana, però per mostrare dove cadono le varianti appartenenti alle due categorie. Vediamo che queste categorie a volte si sovrappongono, a volte si intersecano quasi, ma per andare a vedere se questo è effettivamente una tendenza effettiva, no? Abbiamo anche fatto un altro lavoro, quindi abbiamo rappresentato tutti questi grafi sovrapposti l'uno all'altro, ecco, e questo è ciò che si ottiene per tutti i 2020 lemmi che abbiamo in questo momento catalogati e verificati a disposizione all'interno dell'Emos. Quindi si tratta di risultati preliminari che noi continueremo a sviluppare nel corso di questo progetto. Ora, ecco, vediamo che sì, c'è una sorta di tendenza ad avere i punti rossi da un lato e i punti verdi da un altro, però vediamo che c'è anche una sovrapposizione, ci sono tanti punti azzurri, quindi questi diagrammi forniscono in realtà un suggerimento
per lo sviluppo della ricerca, però non possiamo farne completo affidamento per trarne delle conclusioni, perché possono anche essere ingannevoli. Infatti, questi grafi sono delle entità matematiche astratte e noi nel rappresentarli stiamo facendo una sorta di proiezione, quindi stiamo perdendo delle informazioni rispetto a cui effettivamente, ai dati che si contengono. E ad esempio non possiamo andare con un righello e misurare le distanze tra questi punti e pensare che siano delle distanze effettive. Ora, quindi a partire da questo diagramma impostiamo invece un'analisi statistica un po' più rigorosa. Quindi, come dire, consideriamo questa ipotesi della presenza di queste due sorte di nuvolette di punti, a cui da un lato abbiamo la nuvoletta campidanese, se vogliamo, e da un lato abbiamo la nuvoletta logudorese. All'interno di queste nuvolette ci sono le varianti che corrispondono alla norma proposta, il campidanese, la norma proposta per il logudorese e il nuorese, e ne possiamo misurare, utilizzando il nostro software, anche la distanza media rispetto alle loro varianti locali. E prendiamo inoltre, anche considerando invece il grafo nel suo complesso, prendiamo la variante più centrale, cioè cosa vuol dire? È la variante che ha la cui distanza media dalle altre varianti è minima, è la più piccola. Perché noi stiamo facendo questo? Perché se noi pensiamo alle proposte a norma singola, questo punto rappresenta proprio la norma singola ideale, cioè la norma singola ideale, lo standard da singola norma ideale, è quello che per tutti gli insiemi di varianti prende sempre la variante più centrale. No? Ora, questa norma non è possibile, è soltanto un'astrazione, che ovviamente sarebbe priva di alcun tipo di costanza, di ripetibilità all'interno della lingua, però è proprio un'astrazione, se vogliamo, all'interno di questo studio, che è proprio, cioè, meglio di così, tra virgolette, uno standard a norma singola non può fare. E quello che noi vogliamo dimostrare è che le due norme, campidanese e logudorese nuorese, proposte da Accademia Susardu, quindi all'interno di Susardu Standard, sono effettivamente più vicine alle loro varianti locali rispetto a questa singola norma. E questo quindi, se questo è vero, ci dà un'indicazione che la nostra proposta può essere più semplicemente accettata dalla comunità dei sardoparlanti. Quindi abbiamo effettuato questo studio e questi sono i risultati. Quindi abbiamo considerato per questa statistica soltanto i lemmi che contengono entrambe le macrovarietà. E abbiamo visto che nel 53% dei casi le norme proposte da Susardu Standard sono più vicine alle loro varietà locali rispetto a qualsiasi norma centrale, insomma questa norma rispetto alla variante più centrale del grafo. Quindi questo è possibile soltanto se questo pattern, questa struttura di raggruppamento delle varianti è effettivamente statisticamente rilevante all'interno della lingua sarda. Abbiamo inoltre la categoria B, che sono invece lemmi in cui una delle due norme è più vicina alle proprie varianti locali rispetto all'altra. Infine abbiamo la categoria C, in cui è esattamente il contrario, quindi succede che la variante più centrale è effettivamente più vicina alle varianti locali rispetto alle due norme proposte da Susardu Standard. Ma andiamo a vedere nel dettaglio questi dati, perché questo è una sorta di risultato superficiale. Andiamo a vedere effettivamente cosa sta succedendo. Quindi in questa diapositiva ho due diagrammi. Il diagramma a sinistra rappresenta le tre categorie di insieme di varianti, quindi la categoria A, in cui effettivamente le norme proposte da Susardu Standard sono più vicine alle varianti locali rispetto alla variante centrale, mentre nell'asse Y è presente il diametro dei grafi, cioè la distanza massima tra due varianti. È praticamente una misura della variazione linguistica che c'è all'interno del set di varianti. E notando che l'ampiezza di questo grafico rappresenta il range di variazione, vediamo che Susardu Standard, quindi la norma proposta, risulta molto robusta a un'ampia variazione all'interno dell'insieme di varianti.
quindi è è effettivamente efficace come dire, nell'avvicinarsi alle varianti locali, anche nel caso in cui le varianti locali siano molto distanti tra di loro. Ma c'è un altro elemento che dobbiamo guardare prima della chiusura della presentazione, che è il diagramma a destra, che invece rappresenta quanto le due norme proposte da Susardo Standard siano più vicine o più lontane rispetto a questa ideale variante centrale. Cioè ideale, la variante centrale che effettivamente esiste, ma ho detto è una sorta di norma singola ideale. Quindi guardiamo i quadranti di questo diagramma e vediamo che il primo quadrante in alto a destra rappresenta quanto è vicina la doppia norma rispetto alle varianti locali rispetto a questa variante centrale. E vediamo che ci sono tanti punti che sono centrati, che sono vicini al valore 1, quindi insomma la distanza tra le due norme e la variante più centrale si aggira intorno al carattere, come dire cambiamo una vocale per un'altra vocale, una per una E. Ma ci sono tanti punti, ci sono diversi punti in cui effettivamente il valore è molto più grande, quindi anche 2-3 caratteri quasi di differenza, il che è significativo all'interno del singolo grafo. Guardiamo invece anche il secondo quadrante che sto evidenziando qui, che è invece il contrario, quello in cui la variante più centrale è effettivamente più vicina alle varianti locali. E vediamo che mediamente molti di questi punti sono vicini all'origine, quindi stiamo parlando di meno di un carattere di differenza statisticamente parlando. Quindi in ogni caso le due norme proposte da Accademia e Susardo sono effettivamente molto vicine anche a questa variante centrale. Ora, questo conclude la mia presentazione. Abbiamo visto che statisticamente parlando la proposta delle due norme è più vicina alle varietà locali rispetto a uno standard unico. Vi ricordo che il software è disponibile gratuitamente per chi voglia utilizzarlo per effettuare degli studi statistici sui propri dati e siamo a disposizione per discuterne altri dettagli. Ok. Bene, grazie a Stefani Kerfi e Andrea Picciao e direi che possiamo passare alla discussione. Sì, Patrizia Cordin. Buongiorno, volevo due chiarimenti. Voi proponete una norma basandovi su due dizionari, oppure ho capito male? Le varianti che voi inserite e trattate con i grafi sono varianti che ricavate da due opere scritte lessicografiche, è così? Mi confermate? Dunque, i due dizionari raccolgono tutte le forme del sardo. Il Puddu non fa distinzione di quale macrovarietà, a quale macrovarietà appartengono tutte le singole forme, le elenca semplicemente dando degli esempi d'uso, mentre il Rubattu elenca tutte le forme che esistono nella lingua sarda dicendo quali sono quelle campidanesi e quali sono quelle logudoresi. Quindi questi due dizionari raccolgono praticamente tutto il lessico della lingua sarda. Potete dire le date dei due dizionari? Dunque, il Mario Puddu è abbastanza recente, è uscita una edizione, adesso non ricordo esattamente. Ce l'ho qui. Dunque, l'ultima edizione è del 2015, il dizionario di Mario Puddu, mentre il dizionario di Rubattu è più datato. Adesso non saprei dire, però senz'altro è uscito probabilmente tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Grazie, no, era solo per sapere se intendete magari considerare anche dati raccolti oralmente, ma penso di no perché vi interessa la trascrizione,
o comunque da altri testi che non siano testi lessicografici. Stefani, posso... Sì, intervieni Andrea. Sì, prego. il dizionario che abbiamo, il dizionario, insomma, il nostro progetto Lemons è in realtà un atlante linguistico che è costruito come una piattaforma di crowdsourcing, quindi noi per popolare, per riempire inizialmente questo atlante abbiamo utilizzato questi due vocabolari, ma è tutto predisposto in modo tale che gli utenti che si iscrivono, insomma, a questa piattaforma, ovviamente gratuitamente, possono contribuire, possono inviare ad esempio le loro registrazioni delle loro pronunce, da dove vengono e così via, in modo tale che noi poi in seguito possiamo integrare questi dati e racchiuderli anche all'interno dell'Atlante. Le considerazioni per lo sviluppo dello standard partono invece da una ricerca precedente sull'attività di Cantadores e Cantadores, che risale poi, diciamo che la sua gemma, il suo principio è proprio nel lavoro del professore Edoardo Pelasco Ferrero. Stefani voleva forse aggiungere qualcosa? No. Okay. Sì, prego. Io ho due domande, perché molte volte quando ho parlato con persone della Sardegna mi hanno detto che non si parla così tanto di sardo, magari, o era difficile per me trovare gente che parlassi sardo. Per questo vorrei chiedere quanto è la vitalità del sardo in questo momento, e la seconda domanda è che si insegna già il standard sardo in questo momento a scuola a Sardegna o no? Questo è il grosso problema della lingua sarda. Infatti tutti i nostri sforzi vanno verso il tentativo di rivitalizzarla. Ora, l'uso della lingua innanzitutto si è interrotta ha iniziato già dagli anni 60 del secolo scorso l'interruzione della trasmissione tra le generazioni. Quindi ci sono, nello studio sociolinguistico del 2000, del 2013, scusi, è il risultato che solo il 13% dei bambini sardi avevano il sardo come lingua madre. Quindi il sardo viene parlato ancora diffusamente, soprattutto nei paesi dell'interno, dalle generazioni, diciamo, di età media e avanzata, però purtroppo non viene quasi mai trasmessa ai bambini. L'utilizzo dello standard non è stato praticamente ufficializzato dalla regione. La regione aveva proposto questa lingua sarda comune che però, come dicevo, è stata rifiutata da tutti i parlanti meridionali perché è graficamente lontanissima dalla variante che viene parlata abitualmente nel Campidano. Ultimamente la regione ha consentito di poter utilizzare nei progetti che finanzia, per esempio nelle scuole o anche nelle comunità, ha consentito anche di utilizzare lo standard campidanese che, come ho detto prima, è già stato presentato e accettato nella provincia di Cagliari dal 2009. Quindi diciamo che la regione finanzia dei progetti che sono richiesti dalle varie comunità o dalle varie scuole, però insomma l'intervento è molto frammentario e anche abbastanza scarso rispetto a quanto ci sarebbe bisogno. E poi un'altra cosa importante secondo me è che la lingua non si vede nella vita di tutti i giorni, perché non è stato fatto nulla per cercare di implementare insomma, il linguistic landscape, cioè fare in modo che poi ci siano cartelli, insegne e che la lingua sia visibile nella società, nella vita di tutti i giorni. Purtroppo c'è tantissimo da fare. C'è da dire anche che purtroppo il discorso sul sardo si è per troppo tempo limitato a dispute sulla standardizzazione e purtroppo non si è fatto quasi nulla per cercare invece di rivitalizzare.
È chiaro che la standardizzazione serve perché se dobbiamo utilizzarlo a scuola non possiamo non avere uno standard, però c'è ancora molto da fare. Sì, molto grazie. Molto grazie. C'è ancora tempo per alcune domande? Altri interventi? Bene, allora direi ringraziamo ancora l'Accademia del Sussardo con Stevini e ciao e auguriamo buon lavoro a questo punto. Grazie mille altrettanto. Grazie. Sì. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Ah no. Un attimo.